Innovazione, innovazione e ricerca. Bisogna ripensare un po' a tutto il rientro di tutte le lavorazioni che vengono fatte attualmente all'estero e magari ricominciare a utilizzare la grande esperienza che è stata maturata in tanti anni di lavoro nella economia locale. Porterei friulani nel futuro, che credo siano la risorsa più importante di questa regione, che l'hanno fatta e che saranno in grado di trasferirla in un futuro diverso e ad alta tecnologia, come stiamo vedendo anche da queste installazioni. Mettere in pista tutte le eccellenze che si possono mettere, perché altrimenti la nostra regione, come tutto il territorio italiano, non andrà avanti. Ma io spero si ritorni un po' alla semplicità e ad apprezzare un po' anche le cose semplici, ad avere un po' di tempo a disposizione per le persone e quindi la tecnologia sì, però a livello umano, insomma. Ma forse qualche attrattiva in più per i giovani, qualche cosa che li attiri più a rimanere praticamente in città piuttosto che spostarsi in altri posti. Forse la grinta che hanno i nostri antenati da proporre ai nostri giovani, questo vorrei. L'inquinamento sarebbe la cosa più giusta da evitare, cioè proseguire verso una logica di risanamento di tutte le fabbriche, di tutte quelle che sono le realtà industriali attuali. A misura di famiglia per un'economia più salda. Ecco. E più competitivi, più consapevoli, più esperti. Più cultura, più circoli, più possibilità di fare tante cose, ecco. Credo che l'importante sia partire proprio dalla natura per ritornare alla natura. Non ci sono altre possibilità su questa terra. Spero che il Friuli riesca a superare i confini locali e regionali e che venga conosciuto a livello nazionale e internazionale, visto che siamo anche una regione di confine. Sì, vorremmo più servizi, ecco, che aiutino la gestione dei bambini, ecco. ADSL dappertutto. Più strutturato per quanto riguarda il futuro dei giovani e un qualcosa di più avanzato a livello proprio di materialmente del lavoro che secondo me manca, è un po' indietro rispetto ad altri campi. Più impegno e di più serietà, dai giovani ai grandi. Io me lo immagini sempre più regione tal cur dell'Europa che potrà avere una forte funzione e un'importanza grande se saprà mantenere le sue leadership senza smentirsi a ponte di dove si è partiti. Valorizzare il territorio, e anche se la nostra cucina è povera, però valorizzarla sicuramente. Bisogna puntare molto sui giovani, sicuramente sugli aspetti culturali e anche sull'intrattenimento.